buonasera, siamo all'appuntamento nostro con lo speciale, naturalmente accanto a me c'è Arcangelo Badolati. Arcangelo, ci sei? Buonasera, buonasera a tutti. Arcangelo, oggi cominciamo questo appuntamento con una testimonianza molto forte e importante. Presentala tu questa testimonianza. Sì, abbiamo ospite Pino Enrico, che è un medico, un gastroenterologo, un medico che ha, come dire, sopportato sulla propria pelle il peso di un attacco del coronavirus, gastroenterologo nell'ospedale di Cetraro. Sapete, Cetraro in Calabria è uno degli ospedali dove c'è il centro Covid, ha eseguito una visita su una paziente proveniente da Paola che era positiva alla Covid-19 e quindi Ce lo ha facciamo contratto il raccontare. virus. È stato come dire, molto scrupoloso perché ha capito all'inizio di avere dei sintomi tipici dell'influenza, ma essendo un medico esperto si è autoisolato rispetto alla famiglia e rispetto al lavoro. È rimasto una settimana a casa, ha chiesto che venissero fatti i tamponi, ce lo racconterà lui senza nessun intento polemico, ma è un dato storico. E i tamponi non gli sono stati fatti perché siamo praticamente a marzo, al 10 marzo, perché non era ancora previsto, insomma, che tutti i sanitari dovessero essere sottoposti a tampone, quindi gli hanno detto che la procedura non, come dire, il protocollo non prevedeva questo tipo di controllo. È rimasto una settimana a casa, si è sentito meglio e siccome è un professionista, è una persona per bene, soprattutto capendo che rimanendo lontano dall'ospedale di Cetraro per una settimana metteva in difficoltà i colleghi, aveva pensato di rientrare in servizio, però anche qui grazie al buon senso, perché al di là dei protocolli bisogna sempre usare il buon senso, ha Glielo pensato prima di facciamo, rientrare in servizio di sottoporsi ad una TAC, glielo facciamo giustamente. Non avrebbe fatto il raccontare, tampone e questa Arcangelo. TAC ha rivelato, come dire, subito la polmonite, da qui gli hanno diagnosticato il coronavirus e è andato in servizio. Allora, dottore Enrico, intanto la ringraziamo per essere con noi. Ci racconti che cosa è successo? Quando comincia questa avventura? Il 10 marzo? Grazie a voi. Poi il direttore ha già raccontato in realtà quello che è successo. Allora, l'avventura, se così si può chiamare, è cominciata in effetti il 10 marzo. Io ho lavorato il lunedì e già lunedì pomeriggio sentivo qualche piccolo acciacco e da lunedì mi sono messo in malattia chiamando il mio medico con una forma influenzale, dolori osteomuscolari, raffreddore, stanchezza, molto, cefalea, insomma i sintomi tipici di un'influenza, però nel periodo in cui si hanno questi tipi di disturbi è bene, diciamo nel periodo in cui siamo è bene essere prudenti, per cui mi sono messo di mia spontanea volontà in autoisolamento a casa, fortunatamente, e ho proseguito per una settimana. Anzi, della verità, io ho chiesto, come diceva il direttore, al mio medico, di farmi rientrare venerdì dopo 4 giorni per non mettere in difficoltà i miei colleghi, perché noi siamo già molto carenti di personale, per cui ci diamo una mano l'uno con l'altro. Quindi mi sarei dovuto rientrare sabato perché mi toccava fare il pomeriggio. Però io non continuavo a star bene, per cui ho dovuto necessariamente prolungare la malattia. Dopo una settimana, da premettere che dopo 2 giorni, quindi il 10 e il 12, mi sembra che abbiamo chiamato, ho attivato tutte le procedure come di norma, abbiamo chiamato il 118, la linea per il Covid, chiedendo di fare i tamponi visto la mia situazione, soprattutto visto il lavoro che facevo. Noi abbiamo pazienti con polmoniti, insomma, pazienti seri con pluripatologie, quindi voglio dire, siamo, adesso finalmente l'hanno riconosciuto, siamo diciamo, persone sicuramente molto più a rischio degli altri per il lavoro che facciamo. E quindi in virtù di questo ho chiesto di fare il tampone. Non solo, eravamo venuti a conoscenza che pare che io, allora ancora era in dubbio, avessi fatto una gastroscopia a una signora il cui marito era positivo, per cui aspettavamo il risultato del tampone della signora, che poi sfortunatamente si è dimostrato anch'esso positivo. Nonostante ciò, mi è stato rifiutato sostanzialmente il tampone, anche il mio medico ha chiamato, per ben 3 volte è stato rifiutato il tampone, perché non rientravo nel protocollo predisposto. Diciamo la prima, non polemica, ma la prima osservazione è proprio questa, cioè che giustamente
uno non può badare solo al protocollo. Il protocollo è una indicazione, poi c'è il buonsenso clinico per un medico almeno, c'è il buonsenso clinico di come dire, aggiustare il tiro in base alla situazione che uno ha davanti. Comunque, vabbè, è passata la settimana, io stavo un po' meglio, quindi pensavo di rientrare, però volevo rientrare con tutte le garanzie, sia per la mia famiglia, ma anche per il posto dove andavo. Cioè, non dimentichiamo che io sarei andato in ospedale, quindi a contatto con i miei colleghi, con gli infermieri e soprattutto con i pazienti. E quindi dovevo dare delle garanzie. Per fare ciò ho deciso di farmi un TAC per i sintomi e per la situazione che sta circolando, che c'è. Mi sono fatto la TAC e in effetti purtroppo sono usciti 3 focolai di polmonite. E da questo poi è scattato il tampone. Questo ne parlo io sono andato il 18, quindi dal 10 al 18 sono andato a centrare in pronto soccorso, sono rimasto in tenda, quindi il 18 ho fatto l'attacco, il 18 ho fatto l'attacco e poi il tampone in base al risultato dell'attacco, il 19 anche il mio compleanno purtroppo passato in tenda, il 19 è arrivato il risultato positivo, per cui poi sono stato ricoverato a Cosenza in malattie infettive, ho fatto qualche giorno là con la terapia del caso e poi mi hanno trasferito a Rogliano e finalmente ieri pomeriggio sono arrivato a casa con 2 tamponi, fortunatamente tutti e 2 negativi, quindi sarei clinicamente guarito sostanzialmente. Una lezione, la lezione è che, cioè l'osservazione più che una lezione, se io non fossi stato medico e se io non voglio nessun pregio, non è, dico questo per avere meriti io, ma è semplicemente un'osservazione su cui riflettere. Se io non fossi stato un medico e quindi non sarei stato accorto a quello che mi stava succedendo, io avrei infettato tutta la mia famiglia perché sarei andato al lavoro sia per non, come dicevo prima, per non creare problemi ai miei colleghi, anche perché tutto sommato stavo meglio. No? Sarei rientrato al lavoro e quindi avrei infettato colleghi, infermieri, pazienti, avrei infettato un intero ospedale. Poi, tenendo conto anche che mia moglie è farmacista, lavora in una farmacia, e quindi anche lei avrebbe infettato mezzo paese, insomma. Ecco, così nascono a volte le cose quando non c'è il buon senso o non si seguono, diciamo, quello che insomma, si dovrebbe. È stato E io straordinario. la riflessione la farei su questo sostanzialmente. Poi io devo essere grato a chi mi ha curato, indubbiamente, e alla mia fortuna perché mi ritengo un fortunato perché ne sono uscito fuori, ma è una situazione veramente, direi veramente drammatica che stiamo vivendo e che vivono e che spero tutti quanti ne escano fuori il prima possibile. Dottore, E vivere una situazione del genere, lontano anche dagli affetti familiari, è una cosa terribile. E poi le dirò un'ultima cosa. Per un medico vivere la situazione da paziente ci fa capire tante cose. Ci fa capire tante cose su cui bisogna riflettere. senta dottore, volevo fare questa domanda, ma il momento in cui la signora si presenta da lei per fare una gastroscopia, cioè è stata un po' leggera la signora, poteva dire che il marito era risultato positivo al coronavirus, cioè si poteva in qualche modo presentarsi da lei in maniera non così, anche a volto libero, non so se avesse la mascherina, se avesse assunto una serie di misure di protezione. Ce l'è. Allora, io quello che le posso dire è questo. Allora, il dato certo ufficiale che abbiamo è che io ho fatto una gastroscopia il 5 marzo, quindi io il 10 mi sono ammalato, quindi ci sta come tempi di incubazione e di comparsa dei sintomi. Insomma, il 5 marzo a questa signora qua, che era assolutamente asintomatica e che probabilmente, io questo non glielo so dire perché non so i particolari, probabilmente non sapeva nemmeno che il marito fosse positivo, se no non credo che sarebbe venuta a farsi la gastroscopia col marito, perché pare che ci fosse pure il marito quel giorno. Io non me lo ricordo, però pare che ci fosse pure il marito. La signora era sicuramente asintomatica. Ma questa signora, dottore scusi, ma questa signora però
ha circolato all'interno dell'ospedale, perché prima di fare una gastroscopia ci sono i momenti d'attesa, si arriva, Certo, si arriva, c'è la sala d'attesa voglio dove dire, uno aspetta, sì, certo, una certo. cosa, poteva accadere di tutto in quei giorni in quell'ospedale, no? Sì, assolutamente sì, ma il problema è sapere se la signora sapeva. Probabilmente credo di no, insomma. Io credo sempre nella bontà delle persone, insomma. Sì, Quindi, sicuramente, sicuramente, però ecco, questo testimonia il fatto che dal punto di vista dei controlli siamo stati molto, ma molto leggeri, perché ma sì, altrimenti non si verificano casi all'interno di un ospedale, cioè stiamo parlando all'interno di un ospedale. La signora non è andata dal salumiere ad acquistare il pane e così via, e il salumiere non ha gli strumenti per verificare, ma questa signora arriva in ospedale, ci sono gli io, strumenti per verificare, cioè misurare la febbre, non lo so, c'è tutta una serie di altre cose che si possono fare. guardi, io non per discolpare nessuno. La situazione sicuramente, il fatto è andato sicuramente così. La signora non sapeva che il marito fosse positivo, questo è sicuro. Il problema è venuto fuori dopo, quindi anche all'ospedale, anche la signora, poverina, non c'entrano assolutamente niente. Quindi la problematica è venuta fuori dopo. Io non porrei l'accento su questo, anche se lei ha ragione, a livello nazionale, però non solo a livello regionale nostro, a livello nazionale c'è stata una disattenzione probabilmente, soprattutto nei confronti dei sanitari, ma non perché voglia difendere la mia categoria, ma semplicemente perché siamo le persone più a rischio e le persone, non solo quello, siamo le persone che di più possono trasmettere l'infezione ad altre persone perché si lavora assieme ad altre persone e si lavora soprattutto nei confronti di pazienti, cioè di Senta, gente che sta male, quindi un'attenzione in più probabilmente andava data prima. Se ne dottor, sono accorti adesso, a parole, però di fatto ancora pare che, almeno a quanto mi è noto, pare che ancora questi tamponi non è che siano tanto disponibili. Quindi, dottor Enrico, cosa le lascia questa esperienza? guardi, a me lascia, io innanzitutto la felicità di esserne uscito fuori, mi lascia un po' l'amarezza che tante situazioni con un giudizio in più si potrebbero sicuramente evitare. Quindi il messaggio che potrei dare io è quello di stare molto attenti, di osservare le regole che il Ministero ci ha dato giustamente e di proseguire in modo assolutamente intransigente su questo, perché è l'unico modo per evitare la trasmissione dell'infezione. Senta, ma lei posso E bisognerebbe chiedere, correggere il tiro su tante cose, secondo me, a livello proprio della sanità. vorrei chiederle solo questo, ma lei Sì. quando ha fatto la gastroscopia la signora possedeva i dispositivi di sicurezza? Ecco, no, questo glielo volevo dire io, però mi è sfuggito, ha fatto bene a farmi la domanda. Allora, noi avevamo le mascherine chirurgiche, ok? Che abbiamo regolarmente messo, sia io che i miei collaboratori in quel caso là. Tenga presente che adesso sono uscite le linee guida pure della nostra società di endoscopia digestiva. Non le dico che cosa bisogna mettersi per fare oggi una gastroscopia in sicurezza per noi e per i pazienti, quindi tutt'altra cosa. Il problema è sempre lo stesso, ma è un problema a livello nazionale. Ci danno dei presidi che innanzitutto non sono idonei per quello che facciamo, almeno in alcune condizioni. E quando ci sono, quando non ci sono, addirittura siamo anche a volte senza. Questo è il grosso problema ed è sicuramente uno dei problemi per cui tanta gente si è infettata, prova ne è che sono morti dei medici. Ma ripeto, non è una difesa di categoria, ma è una difesa di quelle persone che lavorano per curare i pazienti. Meno medici ci sono, meno infermieri soprattutto, ci sono, meno gente può essere curata. E questo bisogna riflettere un po' su questo. E ripeto, non è una difesa di categoria e soprattutto volevo fare come dire, un plauso soprattutto agli infermieri che forse anche più dei medici, non forse, sicuramente anche più dei medici, sono quelli ancora più a contatto con questi pazienti qua e quindi il loro rischio è ancora maggiore rispetto al nostro. Arcangelo. Sì, dottore, un'altra domanda, una cosa strana di questo virus è che su alcuni provoca, come dire,
a volte purtroppo esiti fatali, per esempio gli anziani, quelli che hanno un sistema immunitario compromesso, hanno altre patologie. E anche su giovani però riesce ad avere a volte come dire, impatti davvero preoccupanti, e su altri pazienti invece si manifesta come se fosse insomma un'influenza un po' più forte o una polmonite ma non letale. Perché? Che idea si è fatto lei? Guarda, ovviamente non hanno risposte i nostri luminari del settore, quindi ovviamente non ce l'ho nemmeno io. È solo, come dice lei, è solo l'impressione di cui possiamo parlare. L'impressione è che indubbiamente, ma questo è risaputo, chi ha problemi già di salute, chi ha comorbilità, nel senso chi ha più patologie in atto, ovviamente sono le persone più deboli, quindi ovviamente il virus può creare più danni. Poi probabilmente, sicuramente c'è una suscettibilità individuale, per cui uno risponde meglio, un altro risponde un po' meno meglio, eccetera, eccetera, però non sappiamo, non credo si conoscano i motivi di questa cosa. Bisogna studiarci a lungo e molte ancora non credo che abbiamo risposte in merito. Guardi, le faccio l'ultima domanda, poi la liberiamo e la ringraziamo per la Ok. sua cortesia. Eh, Secondo lei ha vissuto le due fasi, quella dell'organizzazione sanitaria in attesa dell'emergenza Covid, poi ci è finito dentro in questa emergenza Covid, nella parte diciamo della risposta che il sistema sanitario calabrese è stato chiamato a fare e a dare. Secondo lei siamo all'altezza per rispondere a questa emergenza? Eh, io posso fare solo una riflessione. No, non credo che siamo in completa pienezza delle nostre possibilità di fare di fare in modo assolutamente corretto. Non lo sono nemmeno al nord, però, dove sicuramente sono più preparati di noi, più attrezzati di noi da tutti i punti di vista. E il problema in Italia è che si parla, però dalle parole ai fatti veramente ci passa talmente tanto tempo che l'epidemia magari finisce e noi ancora siamo qui a parlare di problemi che restano irrisolti. Noi abbiamo tutto, guardi, una riflessione viene d'obbligo. Noi nel sud stiamo avendo tutto il tempo possibile e immaginabile, in parte l'abbiamo già perso, probabilmente lo stiamo perdendo. Io dico, abbiamo il tempo, ma diamoci una mossa, togliamo la burocrazia, mettiamo gente competente che sa gestire le cose, e solo così ne possiamo uscire fuori. Se no, se la situazione tende a peggiorare, non vedo una situazione molto bella, insomma. Dottore, grazie, auguri. Grazie a voi. Vogliamo vederla presto indossare il camice e continuare a fare del bene alla gente. Grazie, Grazie. grazie, Grazie, grazie senz'altro. davvero. Grazie. Grazie, il suo sorriso è rassicurante. Grazie. Arcangelo, Senz'altro. introduciamo un altro argomento che è quello della lettera che la moglie di un carabiniere di Rogliano ha scritto al ministro Conte. Che cosa succede a Rogliano, Arcangelo? Ma a Rogliano intanto c'è tutta l'amministrazione pubblica, istituzionale, politica che è infetta dal coronavirus, quindi il sindaco, il vice sindaco, sono addirittura gli assessori, ma soprattutto il sindaco e il vice sindaco sono ricoverati nel reparto di malattie infettive. Che è successo? Che il comandante dei vigili urbani è affetto da questo tipo di patologia, il presidente di una casa di cura per anziani è affetto da questa patologia, è ricoverato. È successo che hanno contratto il virus e non se ne sono accorti subito, quindi hanno fatto riunioni anche ovviamente con i carabinieri, con diciamo, i referenti pubblici con i quali erano abituati a lavorare. Questa situazione ha determinato un'infezione, per così dire, molto larga, per cui ci sono ben 10 militari della compagnia dei carabinieri di Rogliano che sono infetti, 2 dei quali sono addirittura ricoverati. Si è atteso, una volta accertata la presenza del coronavirus, una volta che addirittura il presidente della giunta regionale Iole Santelli ha indicato Rogliano insieme ad altri paesi come
una zona rossa, ci si aspettava un'immediata risposta dal punto di vista del controllo sanitario, quindi l'esecuzione di tamponi su più persone possibili e soprattutto sulle persone che risultavano in collegamento fra di loro. Non è stato così, o almeno lo è stato solo in parte, perché questa rispettabilissima signora moglie di un militare dell'Arma ha scritto a Conte lamentando invece il ritardo con cui sono stati eseguiti i controlli, diciamo, a tappeto e soprattutto i ritardi che hanno riguardato la sua famiglia. Ora, chi fa il carabiniere già di suo conduce una vita piena di sacrifici e chi sta accanto ad un carabiniere lo sa bene, mi riferisco a tutte le mogli dei carabinieri, quindi una vita dedicata allo Stato, in cui si va in vacanza se si può, se c'è un'emergenza si rimane fuori per giorni, cioè, di fronte al pericolo del coronavirus giustamente ci si aspetta, soprattutto perché si appartiene ad una categoria già esposta di per sé, si aspetta dei controlli maggiori, che secondo questa signora non ci sono stati. E quindi questa vicenda va sottolineata. Io so che il Premier è stato investito di questo caso e credo che ci saranno in questa direzione, secondo me, delle verifiche, diciamo, molto puntuali. La vogliamo sentire questa lettera, Arcangelo? Vediamo, Sì. abbiamo affidata alla lettura di un'attrice. Vediamo. Caro Presidente Conte, sono una cittadina italiana, moglie di un militare dell'Arma dei Carabinieri che presta servizio nella stazione di Rogliano. I nostri angeli, silenziosi, non sono tutelati, neanche nelle peggiori situazioni, proprio come in questa pandemia che ha colpito duramente il nostro paese, mettendolo in ginocchio. Nonostante i suoi sforzi, la Calabria non risponde e al limite non può farcela. Le istituzioni qui non funzionano, non aiutano. Tutti ci hanno abbandonato. Il calvario della mia famiglia è iniziato il 14 di marzo, quando mio marito ha iniziato a manifestare uno stato febbrile che inizialmente poteva sembrare una semplice influenza stagionale. Abbiamo comunque avvisato tempestivamente il nostro medico e chi di dovere, ma tutti ci hanno dato la stessa risposta. Non create falsi allarmismi. Nonostante le nostre innumerevoli telefonate a medici, 118, Arma dei Carabinieri, nessuno, e dico nessuno, voleva sottoporre mio marito al tampone. Fino al giorno in cui ho manifestato una crisi respiratoria e, portata d'urgenza con il 118 all'ospedale Annunziata di Cosenza, hanno finalmente sottoposto mio marito al tampone, sentenziando che si era perso troppo tempo. Mio marito è risultato positivo al Covid-19. Niente, e dico niente, può placare lo sconforto per quello che si poteva fare prima e non si è fatto, per la sensazione di abbandono da parte di tutti, sconforto che ha lasciato posto alla rabbia, quando, nonostante tutto, la risposta a quell'esito positivo, ancora una volta, è stata la discrezione. Sì, Presidente Conte, ci hanno chiesto discrezione e omertà, perché incapaci di fronteggiare un'emergenza simile, che successivamente ha colpito altri colleghi di mio marito. Allo stato attuale le famiglie di questi colleghi non sono ancora state sottoposte a tamponi. Tutti danno la stessa risposta. Non ci sono tamponi. Presidente, mi rivolgo a lei nella speranza che da oggi qualcosa possa cambiare, che possano finalmente arrivare aiuti concreti per la sanità calabrese, ormai al collasso, senza più dover sentire che noi non siamo una priorità. Molto pesante questa lettera, accorata, forte. Speriamo che il Premier abbia il tempo di leggerla e di capire che cosa succede in queste latitudini. Arcangelo, ci fermiamo, c'è la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bene, torniamo in studio, torniamo in diretta. Arcangelo, abbiamo sentito questa lettera molto forte della moglie di questo carabiniere di Rogliano, questa lettera indirizzata al Premier Conte. Adesso voltiamo pagina perché dobbiamo guardare anche alla possibilità di aggredire questo virus, no?
quantomeno creare quelle condizioni perché quando si finisce in ospedale si è magari prima che si arrivi, per impedire al paziente di arrivare in terapia intensiva, bisogna somministrare una serie di farmaci. Si sta lavorando su questo, si pensa ad una miscellanea di farmaci già utilizzati per altre patologie. Bene, due ricercatori cosentini, Avoglio che abbiamo sentito ieri e oggi abbiamo il piacere di avere con noi in diretta la dottoressa Teresa Pasqua. Grazie dottoressa per essere con noi, giovanissima ricercatrice cosentina. Stanno come dire, cercando di individuare un percorso attraverso il quale rendere meno, come dire, meno forte l'impatto del virus. Si lavora in questa direzione, è vero? Vero, vero. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per lo spazio che ci state riservando in questi giorni. Di questo siamo ovviamente molto felici. Sì, in realtà quello che abbiamo voluto fare noi nel nostro piccolo è mettere a disposizione del mondo scientifico e anche della clinica, quelle che sono le nostre competenze. Ovviamente non ci occupiamo dello sviluppo di vaccini, non ci occupiamo di antivirali, però abbiamo voluto fare uno studio che riguarda più che altro la cascata a valle, che è responsabile poi dell'impatto molto grave a livello diciamo, dell'infiammazione polmonare, che poi è quella, diciamo, responsabile dell'outcome negativo in questa patologia. Quindi più che altro abbiamo voluto mettere a disposizione quelle che sono le nostre competenze in questo senso. Quindi abbiamo focalizzato l'attenzione su una molecola in particolare che stiamo già studiando da un po' di tempo. Personalmente lavoro all'Università della Calabria nel laboratorio di fisiopatologia cardiovascolare. Stavamo, diciamo, attenzionando questa molecola che è strettamente coinvolta nell'infiammazione da un punto di vista prettamente cardiovascolare. Quando ovviamente ci siamo imbattuti poi nella Covid-19, nel SARS-CoV-2, l'intuizione è stata quella di poter traslare le conoscenze che avevamo accumulato su questo aspetto anche nell'ambito della infiammazione osservabile a livello della comunità Covid-19. Quindi sostanzialmente quello che abbiamo voluto ipotizzare noi è la possibilità di andare a bloccare la cascata che poi comporta la produzione anche della famosa citokina interleuchina 6, di cui abbiamo sentito parlare più spesso in questi giorni grazie all'applicazione del tocilizumab. Quindi è come se noi volessimo andare un pochino a bloccare a monte la possibilità di produrre tutte queste citochine infiammatorie che poi comportano lo stato dello stress respiratorio severo e acuto tipico del Covid-19. Mi senti Arcangelo? Sì, ti sento, sì. Volevo fare Prego. una domanda secondo me rilevante perché da quello che ho capito, io non sono un tecnico, però mi sembra determinante questa ricerca che è stata già pubblicata su una rivista scientifica internazionale e credo debba avere poi, no, in qualche modo l'avallo dal comitato etico, ma sarebbe importantissimo perché eviteremmo che i pazienti finiscano in terapia intensiva, diciamo. La terapia intensiva è l'estrema ratio, quando si arriva lì si rischia di essere intubati, quindi una come dire, ventilazione assistita, una respirazione assistita. Dunque, se dovesse essere riconosciuta, no, come applicabile questa strategia terapeutica, così si chiama, elaborata da lei e dai suoi colleghi, dottoressa, potremmo davvero evitare che i pazienti finiscano purtroppo in rianimazione. Lì comincia tutto un altro calvario, una situazione quindi molto più complessa. E spesso abbiamo visto dalla rianimazione, ecco, non si riesce sempre ad avere risposte poi alla fine esaustive, non per colpa dei medici, ma perché la malattia quando si arriva a quel punto, insomma, ha infettato pienamente i polmoni, e quindi è molto difficile sconfiggere il coronavirus. E così, cioè, riusciremo attraverso questa strategia terapeutica a tenerli lontani dalla rianimazione. Allora, ovviamente ci tengo a precisare che il lavoro non è stato ancora
pubblicato è stato sottomesso all'attenzione della rivista scientifica in oggetto, quindi di fatti ancora la pubblicazione non è stata accettata, è sotto revisione. Poi sì, sono assolutamente d'accordo con quello che lei ha detto. Ad oggi, finché non si riesce a sviluppare un vaccino che impedisce completamente l'attecchimento del virus nell'uomo, ovviamente quello che possiamo fare è pensare di individuare delle strategie capaci di bloccare gli effetti avversi e quindi quello che vediamo come effetto finale della patologia. Quindi sì, lo scopo è quello di evitare quanto più possibile il raggiungimento della condizione estrema, che è quella poi della terapia intensiva, dove ovviamente tutto diventa più complicato e dove il paziente diventa sempre più fragile, ovviamente. Quindi sì, è un'ipotesi, noi ci crediamo. Il primario, il dottore Pasqua, anche lui ha voluto darci fiducia in questo senso. In effetti stiamo aspettando adesso che l'azienda farmaceutica riesca a farci avere questo farmaco, perché in Italia al momento non è disponibile, quindi stiamo aspettando che ci arrivi dalla Gran Bretagna. E ovviamente una volta disponibile il farmaco, grazie ovviamente alla collaborazione con il dottore Pasqua, l'azienda ospedaliera di Cosenza, dovremmo riuscire a tentare almeno su un gruppo ristretto inizialmente di pazienti la possibilità di riuscire a mettere in pratica quella che al momento è un'ipotesi. Quindi praticamente non appena avrete la possibilità di avere materialmente, no, questo farmaco, si procederà alla sperimentazione. Sì, ovviamente una volta che abbiamo il farmaco, il comitato etico scientifico procederà ovviamente all'approvazione del protocollo e alla sperimentazione, almeno in un ambito piccolo e ristretto, e quindi si potrà pensare di procedere. Un comitato etico normalmente impiega insomma, un tempo adatto per la valutazione di queste cose, però stiamo lavorando in condizioni di emergenze, per cui siamo anche fiduciosi nel fatto che ci possa essere uno snellimento dei tempi anche da questo punto di vista. Attualmente sono 40 i farmaci che l'Agenzia del Farmaco Nazionale sta valutando da immettere nel protocollo di cura del Covid-19, quindi questo, diciamo, è un progetto che è all'atere di questa iniziativa dell'Agenzia del Farmaco Italiano, oppure è inserito in questo contesto? Allora, al momento, finché non siamo certi della possibilità di partire praticamente con questi tentativi, ovviamente non abbiamo pensato di inserire in un contesto più ampio, quindi in un potenziale trial clinico, diciamo, questa iscrizione, questa proposta. Ovviamente laddove sperabilmente si generassero le condizioni favorevoli, ovviamente si potrebbe pensare di avviare dei progetti e di protocolli un po' più complessi anche nell'ambito di queste istituzioni, ovviamente. Le facciamo in bocca al lupo perché la sua ricerca possa trovare applicazione immediata e possa garantire ai pazienti colpiti dal Covid-19 di trovare soluzione al problema. Grazie, dottoressa. Grazie mille a voi e Grazie. auguri a tutti. Grazie. Arcangelo, beh, questa è un'altra strada che si può seguire, no? Intanto ti do qualche notizia, così, sai quanti sono i medici morti e quanti i sanitari contagiati? Credo una settantina o di più. Sono 69 i medici morti e 10.000 i sanitari contagiati. Adesso si scopre che naturalmente sono stati commessi tanti errori nelle strutture ospedaliere del nord. E penso che anche la testimonianza che abbiamo avuto prima del dottor Enrico no, vada proprio come dire, è simbolica di quello che è accaduto, magari con conseguenze terribili nel nord del paese. Sì, diciamo che va in coppia la testimonianza del dottor Enrico, ferito sul campo perché ha contratto una malattia in reparto facendo un esame di gastroenterologia ad una paziente che era positiva,
va, come dire, in accordo con la testimonianza della moglie del carabiniere, perché cosa dice Enrico? Abbiamo avuto il tempo e forse ancora abbiamo il tempo per organizzare le cose per bene, secondo me non sono organizzate per bene. La moglie del carabiniere testimonia che le cose non sono organizzate per bene perché per avere i tamponi hanno dovuto aspettare tantissimo, sino ad un aggravamento della malattia e fino all'allargamento della piccola epidemia a Rogliano. Allora, da queste due testimonianze molto toccanti, l'una professionale e l'altra coniugale, possiamo dire che bisogna correre, fare di più e subito e forse anche parlare di meno. Non mi riferisco al governatore della regione, alla presidente Santelli, perché sta facendo un sacco di cose in maniera diretta e veloce. Mi riferisco a tutto il resto di questo impianto che deve essere messo in piedi nel più breve tempo possibile. Mi riferisco pure all'esigenza che vengono fatti tamponi sempre, comunque, continuamente, che vengono seguite le filiere dei contagiati, cioè come ci ha raccontato la moglie del carabiniere, è opportuno che i familiari di una persona che è risultata positiva al virus vengano subito sottoposti a dei test. È opportuno attrezzare prima possibile, come dire, questi ospedali con le terapie intensive e non improvvisare centri anti-Covid che poi lasciano il tempo che trovano, e non voglio scendere nei particolari perché lo hanno già fatto altri colleghi su testate nazionali, però ecco, è opportuno che si consenta pure a chi vuol fare queste cose di poterle fare, cioè se abbiamo bisogno dei ventilatori in Calabria, degli strumenti con i quali praticare la terapia intensiva, ecco, ci vengano mandati, perché poi ce li mandano quando siamo nel pieno di un contagio generale, non serviranno a nulla. Abbiamo forse ancora un po' di tempo per agire, speriamo che chi è chiamato a questo compito d'azione, ecco, agisca e non parli, o meglio, che finisca di parlare e passi ai fatti. Abbiamo il piacere di avere ospite luminare della microbiologia in questo paese. Dottoressa Palamara, grazie per essere con noi. Grazie a voi, è un piacere. E noi siamo tutti ansiosi nel sapere, adesso ci stiamo difendendo dal virus, quando partirà la controffensiva? Ma guardi, noi adesso ci stiamo difendendo mettendo in atto, diciamo, delle strategie molto, molto forti, come il blocco di tutte le attività, il distanziamento sociale, siamo tutti a casa e queste misure per fortuna stanno funzionando, ok? Perché di fatto stiamo vedendo che a poco, lentamente diminuiscono i contagi, diminuiscono i ricoveri in ospedale e questo secondo me è un dato molto significativo. Questo però non ci deve far abbassare la guardia, ok? Perché in questo momento noi dobbiamo pianificare tutte le azioni che nel futuro ci consentiranno di controllare l'infezione e ci consentiranno di tornare piano piano ad una vita normale senza, diciamo, che riemergano dei nuovi focolai infettivi. Dottoressa, attualmente quello che possiamo fare, come dire, è isolare i focolai, quindi è, come dire, tracciare, seguire il cammino del virus nelle comunità. Questo possiamo fare. Allora sì, guardi, quello che è stato fatto finora ottimamente è stato pianificare l'emergenza, no? Cioè sono stati messi a punto interventi sugli ospedali, allargati i posti e questo va benissimo. Ora è il momento di pensare a quello che avviene sul territorio, okay? Bisogna mettere in atto subito degli interventi per identificare precocemente e seguire eventuali focolai che nascano. Faccio un esempio. Se c'è un paziente a casa che ha sintomi lievi, tipo raffreddore, tosse e magari anche qualche difficoltà respiratoria, quel paziente deve essere subito attenzionato dal medico di famiglia, dovrebbe ricevere o a casa o nelle vicinanze di casa una squadra che è in grado di fargli un tampone, di capire se è positivo e se è positivo di isolarlo e di fare il tampone a tutti i suoi contatti. In questo modo un piccolo focolaio può essere isolato sul nascere, ok? Ma se noi lasciamo che i piccoli focolai si espandano sul territorio e che per esempio un paziente positivo magari non identificato
dopo 5-6 giorni di febbre esce, torna magari alle sue attività, questo consente al focolaio di espandersi. Quindi bisogna fare in modo che di diminuire l'afflusso in ospedale, cioè quando il paziente arriva in ospedale, intasa le corsie per esempio, non so, di malattie infettive, poi finisce in rianimazione, ecco, quello è il momento in cui diciamo, il sistema va in blocco e rischia poi di non poter dare risposte ai pazienti. Certo, allora se noi identifichiamo precocemente i pazienti a casa, ok, questo consente anche di fare magari molto del trattamento a casa per i pazienti meno gravi e di mandare in ospedale solo i pazienti che hanno un'infezione più severa, ok? E inoltre, se si riesce a pianificare bene l'intervento sul territorio, questo può in qualche modo diminuire anche la pressione su quelli che fanno i tamponi e che quindi si occupano della diagnostica all'interno degli ospedali, cioè i due settori, la diagnosi sul territorio e la diagnosi che si fa negli ospedali e che serve in modo assolutamente immediato ai pazienti che vengono ricoverati, dovrebbero essere tenute separate. Ok, quindi dovremmo essere in grado in tutte le regioni di avviare dei controlli a tappeto sul territorio che iniziano, secondo me, da due categorie. La prima è quella dei pazienti che sviluppano dei sintomi. Ok? La seconda categoria è quella del personale sanitario. Cioè il personale sanitario degli infermieri, gli addetti all'RSA, che sono le residenze per anziani, il personale sanitario delle cliniche private, dovrebbe essere soggetto a screening mediante tampone in modo periodico, in modo da tenerli controllati. Per far questo c'è bisogno di fare più tamponi, ma i tamponi non ci sono, mancano i reagenti. Per esempio in Calabria mancano i reagenti, abbiamo un problema di questa natura. Sì, allora questo è un problema a livello nazionale, no? Perché ci sono alcune aziende che sono andate oltre la produzione prevista e quindi non sono in grado di far fronte a tutti gli ordini. Ma per far questo, ok, bisogna ricorrere anche alle forze che non sono solo le forze presenti all'interno degli ospedali. Faccio un esempio, ok? Le facoltà di biotecnologia, i dipartimenti universitari, tutti quelli che sono in grado di fare PCR anche utilizzando, diciamo, metodiche, dico una parola fatta in casa, no? Come quelle che si sono usate all'inizio dell'epidemia, possono essere utilmente coinvolte. Ok? Quindi non bisogna limitarsi ad utilizzare i laboratori diagnostici degli ospedali, ma a mio parere bisognerebbe fare in modo di estendere la capacità di fare test anche ad altre realtà che sono in grado di farlo. A questo proposito, per esempio, c'è stato un importante documento di alcuni IRCCS, che sono gli istituti di ricovero e cura, che sono presenti in varie regioni, in cui anche loro mettono a disposizione le loro potenzialità per poter fare più tamponi. Senta, lei sta studiando un particolare tipo di tampone, no? Che questi giorni ci sta lavorando, cioè un tampone che possa in qualche modo rilevare la presenza del virus ma allo stesso tempo depotenziarlo. Allora, i tamponi sono quelli, ok? Quello che noi stiamo cercando di mettere a punto è una procedura che consente, diciamo, di inattivare il virus già nel tampone, in modo che le persone che sono chiamate sul territorio a fare i tamponi abbiano una maggiore sicurezza. Okay? Esistono già dei terreni in commercio che sono in grado di inattivare il virus nella provetta. Okay? Quello che noi stiamo facendo è di cercare, anche prescindendo dai liquidi in commercio, di trovare delle soluzioni in laboratorio che consentano una maggiore accessibilità
ad un numero superiore di persone. Quanto tempo ci vorrà per mettere a punto quest'altra strategia? Ma non mi faccia fare la veggente, questo non lo so, insomma, ci si sta lavorando, chi fa ricerca sa che la ricerca vuole i suoi tempi, no? Quindi c'è bisogno di fare delle prove, di valutare l'efficacia, insomma, quindi non mi faccia dare date. Senta, le faccio l'ultima domanda. Quanto tempo occorrerà per liberarci di questo virus e se dovremmo temere una riesplosione nel periodo tipico delle influenze, quello cioè autunnale? Ma guardi, il tempo, questo virus c'è, ormai circola, d'accordo? E quindi, come è stato detto anche da alcuni illustri colleghi, noi dobbiamo trovare delle strategie per conviverci, no? Come d'altra parte facciamo con molti altri virus, no? Quindi fino a che non avremo dei vaccini e fino a che non avremo delle cure disponibili, dovremo trovare il modo di rallentare la sua corsa sul territorio. Okay? Quindi sicuramente ora il virus non sparirà, io non so farle una previsione esatta dei tempi, no? Però probabilmente andando avanti con la stagione calda potremmo assistere anche ad una diminuzione dei contagi. Teniamo presente che in Europa siamo circondati, ok? Quindi bisogna essere molto accorti nella gestione, ecco, del controllo della diffusione del virus sul territorio. Per il vaccino ci vorranno 18 mesi, ma si sta tentando di, come dire, anticipare i tempi attraverso, come dire, lo studio di diverse altre risposte farmacologiche già in uso per altre patologie. Allora, guardi, per i vaccini anche lì il tempo è variabile, a mio parere insomma, sicuramente ci vorrà poco meno, poco più di un anno per avere un vaccino pronto in commercio. Si stanno mettendo a punto altre strategie interessanti, no? Cioè ci sono delle linee, delle aziende che stanno sviluppando, per esempio, qualcosa di molto simile alla vecchia immunoterapia, cioè somministrare già degli anticorpi che possono essere anticorpi monoclonali. E questo è un approccio interessante. E ci sono anche linee di ricerca invece che oggi stanno tentando di sviluppare nuovi farmaci. Ecco, però qui mi lasci dire una cosa, io sono completamente d'accordo con l'appello che è stato lanciato ieri dall'Accademia dei Lincei. Non bisogna propagandare delle terapie fai da te che non siano opportunamente validate. Ecco. Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare di un farmaco antimalarico che è stato presentato come una soluzione miracolosa. Ora, questo farmaco per alcuni aspetti può essere utile, ma questo farmaco è anche dotato di una tossicità cardiaca importante, quindi se viene somministrato deve essere somministrato negli ospedali, strutture ospedaliere che sono anche in grado di gestire eventuali effetti tossici. Quindi attenzione a non prendere per buone soluzioni che attualmente sono solo prospettate come soluzioni in studio, ok? Quindi non facciamo incetta di farmaci miracolosi, perché miracolosi non sono. Questo è molto importante. Ci sono molti laboratori in Italia che stanno studiando attivamente e con risultati speriamo siano molto promettenti, soluzioni anche terapeutiche innovative che speriamo possano essere utilizzate presto. Grazie dottoressa per essere stata con noi, le abbiamo rubato un po' di tempo, ma a noi è servito a capire che cosa ci sta muovendo nella fase diciamo più calda, delicata e complicata della lotta al coronavirus. Grazie, buon lavoro e complimenti per quello che fa. A presto. Per quello che fa. Grazie, a nome degli italiani. Grazie.
Noi adesso torniamo, vi do una notizia che dà la Presidente della Calabria Jole Santelli sulla propria pagina Facebook, dice che in Calabria fino ad oggi sono stati effettuati 8.400 tamponi, vale a dire uno ogni 225 cittadini. L'obiettivo è arrivare a 100, con i prossimi che invieranno intensificheremo, dice, ancora il lavoro per cercare di coprire con lo screening tutta la popolazione. Stiamo valutando anche, dice la Presidente, in una video che ha postato sulla pagina Facebook, i test veloci che ci consentiranno di ottenere numeri maggiori e comprendere l'evoluzione soprattutto dei cosiddetti asintomatici, come si evolve la malattia nei cosiddetti asintomatici. Adesso abbiamo perso Arcangelo perché c'è stato un problema nel collegamento, adesso sentiamo invece quanto nella sua rubrica quotidiana Filippo Velti. Il caso Chiaravalle Centrale si avvia a soluzione dopo un intervento deciso della Regione che ha portato al trasferimento che è in atto anche in questi minuti, in queste ore, che è stato quasi completato, di tutti i degenti di quella casa di cura. Una storia molto brutta, come l'ha definita la Santelli ieri sera, in cui alcuni non sono assunte le proprie responsabilità e che ha portato al decesso di molti degenti di quella casa di cura. E soprattutto ha fatto emergere situazioni collegate all'RSA che sono analoghe in Calabria così come in Lombardia. Se pensiamo al numero dei morti incredibile che si sta verificando in alcune RSA del Bergamasco, ma la situazione calabrese segnala anche altre cose di cui oggi io vorrei parlarvi, e cioè che c'è ancora troppa gente per strada. L'appello ieri sera di un primario dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza parla chiaro: bisogna stare in casa, molti lo stanno rispettando, alcuni invece no. Bisogna che ci sia un intervento, a mio avviso, più deciso da parte delle autorità, vigili urbani, carabinieri, polizia, per sanzionare chi non rispetta le regole che ci sono state date e che sono state ribadite ieri sera per ultimo dal Presidente del Consiglio Conte. Stare in casa, perché altrimenti butteremmo a mare tutto quello che stiamo facendo con grandi sacrifici in tutti questi giorni e che dovremo fare ancora per le prossime settimane, visto che la situazione, come è noto, è stata prorogata almeno fino al 13 di aprile. E lo dovremo fare ancora di più noi calabresi, guardate, perché la situazione della sanità nostra, nonostante l'impegno incredibile su cui non ci stancheremo mai di dire grazie a loro, dei medici, dei sanitari, degli infermieri, dei paramedici negli ospedali calabresi, è quella che è. 10 anni di commissariamento hanno distrutto la nostra sanità, quindi bisogna stare attenti. E domani parleremo anche del fenomeno a questo connesso, cioè a dire che la sanità non può più essere competenza delle regioni, ma deve ritornare assolutamente di competenza dello Stato centrale. Bene, abbiamo ancora qualche minuto e vogliamo lasciarvi con una buona notizia, una notizia che va nella direzione di coinvolgere tutti quanti noi che siamo costretti a rimanere a casa. Rimaniamo a casa perché questo è l'unico modo serio e utile per difenderci dal virus, aspettando che passi questa terribile stagione che stiamo vivendo, però utilizzando anche gli strumenti che ci offre la tecnologia, partecipando a queste iniziative. Guardate questa start-up messa in piedi da alcuni ragazzi di Cosenza che adesso vivono a Milano, non hanno inteso tornare nella loro terra in questo periodo per non infettare nessuno, hanno preferito rimanere a Milano, lavorare da Milano e garantire a tutti un modo per trascorrere le ore che tutti quanti noi viviamo dentro le nostre mura domestiche. È tutto, noi ci vediamo domani, arrivederci. Abbiamo creato questa startup un paio di anni fa con l'obiettivo di creare un social network che connettesse le persone nella vita reale, quindi è una piattaforma che permette alle persone di organizzare e partecipare a qualsiasi tipo di evento in casa ed è un modo semplice per conoscere persone nuove e condividere interessi e passioni.
come potrai immaginare, a seguito dell'emergenza ci siamo trovati ovviamente a dover sospendere le attività, diciamo, nei luoghi fisici, quindi nelle case dei nostri host, e ci siamo reinventati portando questi eventi dal salotto di casa a delle stanze virtuali, quindi trasformando i come home in stay home, quindi invitando le persone a stare a casa, però allo stesso tempo non perdere quella che è la componente di socialità. Quindi attraverso questi eventi le persone possono condividere appunto interessi, qualsiasi tipo di attività insieme, e semplicemente andando sul sito o sulla nostra app trovano l'evento che più gli interessa, si accreditano e in questo modo partecipano. Quindi è una sorta di piazza virtuale, ecco. Esattamente, esattamente. È un po', crea la sensazione di essere sotto lo stesso tetto pur essendo lontani e distanti. È un'altra cosa bella di questa iniziativa è il fatto che tutte le persone, diciamo, che partecipano, si è tolta la barriera fisica, quindi se prima era necessario essere a Milano, a Roma, nella stessa città per partecipare a un evento, adesso si può partecipare da qualsiasi parte d'Italia, anche del mondo. Quindi per esempio da Cosenza uno può partecipare a un evento che viene organizzato a Milano piuttosto che a Barcellona. Questa è la caratteristica che adesso, insomma, bella del progetto anche, no? Le iniziative quindi sono, diciamo, si sono moltiplicate in questo periodo. Sì, assolutamente, sono aumentate e come ti dicevo adesso abbiamo utenti da più parti d'Italia, mentre prima gli eventi erano solo su Milano, Roma, Torino e Barcellona, adesso c'è la possibilità di organizzare e partecipare da qualsiasi parte d'Italia e perché no del mondo. Tu sei fisicamente a Milano in questo momento? Io sono fisicamente a Milano, ho com'è la resistito situazione? e sono rimasto qua, non sono tornato a infettare nessuno in Calabria, sono rimasto qui nella zona rossa. Quindi sei stato previdente, com'è la situazione in questo momento? Ma è critica un po' come penso dappertutto, ma resistiamo, sappiamo che è un periodo in cui tutti siamo chiamati a fare un po' di sacrifici a quella che è la nostra quotidianità, ma siamo confidenti che ne usciremo, insomma, più forti e in qualche modo ognuno dovrà reinventarsi, quindi è anche un'opportunità, oltre che un problema sicuramente.